colpi di spranghe accaduto ieri sera nel piazzale della stazione di Padova. 4 nordafricani sono stati denunciati. Salgono a 7 denunciati per l'aggressione a Porta San Tommaso a Treviso. La questura aggiorna il quadro. Scatta la stretta, 6 Daspo Willy e un foglio di vie, e questo in attesa del processo. A Venezia scatta la stretta contro le cosiddette messe alcoliche della notte di Natale. Dalle 22 del 24 dicembre alle 6 del 25 stop ed eventi, DJ set, intrattenimenti musicali in numerose aree della città. Nei social un video con insulti e minacce contro il giornalista dell'emittente TV12 di Media Nord-Est Federico De Rosa. A pubblicarlo un giovane, si riaccende l'attenzione su sicurezza e informazione. Da Cividale ad Auronzo di Cadore i carabinieri seguono e arrestano un giovane mandato a ritirare i soldi che un 89enne aveva raccimolato dopo essere stato raggirato con la truffa del finto incidente. Boom di malati di influenza, anche se il picco atteso entro fine anno, attività produttive in difficoltà, lo sfogo degli autoriparatori di CNA, non faticavamo così a tenere aperto dai tempi del Covid. Momento di grande emozione nella Basilica Cattedrale di San Marco per il concerto di Natale della Cappella Marciana. Il patriarca è tornato a chiedere la liberazione del cooperante Trentini. Olimpiadi, l'allarme della Federazione Internazionale Sci, gravi ritardi, manca la neve artificiale, ma da Cortina replicano, qui già si scia ma preoccupano le alte temperature. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione regionale dei nostri telegiornali che si apre, l'avete sentito, con la cronaca e con quanto accaduto in stazione a Padova. Una rissa violenta a colpi di spranghe è accaduta ieri sera, 4 nordafricani denunciati. La telefonata d'aiuto di un passante è arrivata alle 22:30 alla centrale operativa dei Carabinieri. La persona segnalava una rissa violenta nel piazzale della stazione con 4 uomini che se le stavano dando di santa ragione. Arrivati sul posto, i militari della Compagnia di Padova hanno trovato un 24enne, poi identificato come un cittadino marocchino senza fissa dimora, con vistose ferite al volto. Era stato aggredito da 2 connazionali mentre si trovava lì con un amico. Questo il racconto del giovane che ai carabinieri ha anche fornito una descrizione degli aggressori. Dopo aver trovato la seconda presunta vittima, un 38enne, sempre marocchino con ferite da taglio alle mani e al volto, i militari hanno rintracciato all'interno dello scalo ferroviario i 2 aggressori, un 23enne marocchino residente a Loreggia e un 41enne connazionale senza fissa dimora che, nei giubbini, cercavano di nascondere 2 spranghe di ferro lunghe 82 centimetri. I 4 sono stati accompagnati al pronto soccorso e medicati. Per tutti è scattata una denuncia per rissa, per il 23enne di Loreggia e il 41enne, anche per porto abusivo di oggetti atti ad offendere. Lunedì scorso, in tutta l'area della stazione, era stata confermata la zona rossa. Torniamo all'aggressione a Porta San Tommaso a Treviso, perché salgono a 7 i denunciati e scatta la stretta, 6 Daspo Willy e un foglio di via. Non potranno più mettere piede nei locali della zona i bulli denunciati per l'aggressione avvenuta il sabato di 2 settimane fa a Porta San Tommaso con vittime 4 coetanei. Questo è uno dei risultati immediati ottenuti dalla questura, che finora ha identificato e denunciato 7 dei responsabili, componenti del branco, 5 di questi minorenni, italiani di seconda generazione, per buona parte già con precedenti specifici. Tutti sono destinatari di avvisi orali, ma mentre per 6 c'è anche il cosiddetto Daspo Willy, per 1, l'unico non residente a Treviso, maggiorenne, c'è il foglio di via. All'appello mancherebbe un 8º elemento, la cui presenza era stata denunciata dagli stessi soggetti aggrediti subito dopo la violenza. 3 erano ricorsi alle cure mediche, il più grave con una prognosi di 20 giorni e una frattura alla mandibola, per cui è stato operato al cafoncello. Di fatto quella della questura è una stretta adottata con indagini lampo, condotte attraverso testimonianze, ma soprattutto l'uso delle telecamere di videosorveglianza pubblica e privata. Il branco quella sera avrebbe commesso diversi passi falsi, ritornando un'ora dopo l'aggressione consumata davanti Porta San Tommaso sul lato del Put, nei locali della Movida, che si trovano invece all'interno delle mura. Da queste attività quindi 18, stando alla mappatura della polizia, dovranno stare lontani, pena la reclusione da 1 a 3 anni e multe fino a 24.000 euro. Nella nota della questura si parla di misure fondamentali per evitare conseguenze ben peggiori, ricordando come il Daspo Willy, dopo il decreto Caivano, sia applicabile anche agli under 18 quando manifestino condotte di particolare pericolosità sociale. Da qui la diffida, una vera e propria stretta in attesa di un processo inevitabile.
A Venezia scatta la stretta contro le cosiddette messe alcoliche della notte di Natale. Il sindaco Luigi Brugnaro ha firmato un'ordinanza anti-alcol valida dalle 22 del 24 dicembre alle 6 del 25. Stop ad eventi, DJ set e intrattenimenti musicali nei pressi delle chiese, delle aree UNESCO e numerose piazze della città. Il provvedimento punta a garantire sicurezza, decoro urbano e rispetto della sacralità della vigilia. Negli ultimi anni, spiegano dal Comune, si sono registrati episodi di disturbo, degrado e ubriachezza diffusa, previsti anche divieti sull'uso di impianti sonori, sulla vendita ambulante e sui fuochi d'artificio. Obiettivo: tutelare il riposo dei cittadini e permettere celebrazioni natalizie senza eccessi. Un video con insulti e minacce contro il giornalista di TV12, emittente del gruppo Media Nord-Est, Federico De Ross, è comparso nelle ultime ore sui social, pubblicato da un giovane. Un episodio che scuote la nostra emittente e riaccende l'attenzione sulla sicurezza e sul lavoro di informazione sul territorio. Oh, Federico De Ross, giornalista di da quando è che inizia a fare tuoi, figlio di sei un giornalista di succede una cosa, sei il primo a saperla. Giornalista di fatti i tuoi. È questo il video che è iniziato a circolare nelle ultime ore su alcune piattaforme social. Un filmato in cui un ragazzo albanese rivolge accuse, insulti e minacce al nostro giornalista di TV12, Federico De Ross. Alle immagini è seguito anche un messaggio privato inviato dallo stesso autore del video con nuovi insulti e frasi offensive, fino ad augurare una malattia mortale al giornalista. Per quanto riguarda questo episodio, è già stata presentata denuncia in questura. Un attacco diretto che arriva dopo mesi di servizi realizzati dalla nostra emittente a Pordenone, in particolare nell'area della stazione delle Corriere. Negli ultimi tempi TV12 ha documentato ripetuti episodi di violenza tra gruppi di giovani, in gran parte di origine straniera, con scontri caratterizzati dall'uso di armi, coltelli, cacciaviti, pistole a pallini, petardi lanciati contro i passanti e spranghe metalliche ricavate dalle griglie di ventilazione presenti nella zona. Oh, Federico De Ross, giornalista di da quando è che inizia a fare tuoi, figlio di Il video, diffuso online, arriva anche a seguito degli interventi delle forze dell'ordine, 4 arresti effettuati dalla Polizia di Stato e altri 2 eseguiti nei giorni scorsi dai Carabinieri. Un contesto che rende ancora più grave quanto accaduto e che scuote profondamente la nostra emittente. Non si tratta infatti di un episodio isolato. Solo la scorsa settimana Federico De Ross, insieme all'operatore tecnico, si era recato in stazione per documentare l'ennesimo episodio di violenza. In quell'occasione i 2 erano stati avvicinati da 4 persone. Una di queste, arrestata successivamente, aveva rivolto loro insulti e minacce verbali, affermando che se la televisione avesse realizzato un altro servizio in stazione sarebbe successo qualcosa. Episodi come questi, corrispondenze a rischio perfino dalle nostre città, come avessero ormai fronti di una pericolosa periferia anche esistenziale sotto casa, non possono in alcun modo diventare una ordinaria realtà, mettendo a rischio chi, come gli operatori dell'informazione, hanno solo il compito di raccontare il mondo attorno a noi. Arrestato dai Carabinieri del Norm di Cividale un truffatore straniero vicino ad Auronzo di Cadore. I carabinieri del nucleo radiomobile di Cividale e del reparto operativo di Udine hanno arrestato in flagranza un giovane straniero incensurato, ritenuto responsabile di una truffa ai danni di un anziano. I militari dell'Arma, sospettiti della presenza nell'area del Cividalese, in una zona isolata, di una berlina con targa straniera, hanno iniziato a seguirla. Dopo alcune ore di pedinamento, l'auto, condotta dal giovane, prima ha valicato la Marca Trevigiana e successivamente ha raggiunto un paesino alle porte di Auronzo di Cadore, in provincia di Belluno. Qui il giovane ha ricevuto da un 89enne un sacchetto di plastica lanciato dalla finestra dell'abitazione. Immediatamente il blitz da parte dei militari, che hanno bloccato il ragazzo. All'interno del sacchetto sono stati rinvenuti circa 21.000 euro in contanti. L'immediata perquisizione estesa all'auto ha permesso di recuperare altri 1.200 euro, alcuni monili in oro e 5 smartphone con all'interno altrettante schede SIM. L'89enne ha spiegato di aver consegnato la somma in quanto poco prima aveva ricevuto una telefonata da una voce femminile che, spacciandosi per la figlia, riferiva di essere rimasta coinvolta in un incidente in cui aveva ucciso una persona, chiedeva di consegnare un incaricato
cercato dalle forze di polizia in borghese tutto il denaro che aveva in casa per non farsi arrestare e convinceva l'anziano a gettare il denaro dalla finestra al truffatore, giunto qualche secondo dopo. Il contante è stato restituito al legittimo proprietario. Dopo le pratiche di rito, lo straniero è stato tradotto in carcere a disposizione dell'autorità giudiziaria. Fermata la banda di criminali che tra il 2022 e il 2023 aveva messo a segno rapine violente ai danni di titolari di attività commerciali. Colpite le province di Venezia e Treviso, nel mirino Oderzo, Cessalto e Torre di Mosto. Io ero arrivata a casa e queste due persone sono venute dietro, mi hanno inseguito e quindi non sono nemmeno uscita dalla macchina che subito mi hanno aggredito, hanno rotto i finestrini della macchina e mi hanno portato via la borsa. E l'ha aggredita come? Aveva in mano, non so se un cacciavite, qua mi ha tagliato e di qua invece forse mi ha dato un pugno. Questo è il racconto di Maria Cristina, titolare di una tabaccheria di Cessalto, ai nostri microfoni. Il pedinamento dall'uscita del lavoro fino a casa, poi la violenta aggressione. Maria Cristina è stata una delle numerose vittime della banda di criminali ora rintracciati, denunciati e arrestati dai carabinieri del nucleo operativo del Comando di Venezia in collaborazione con le stazioni locali. I criminali erano soliti mettere a segno i loro spietati colpi al calar del sole, bersagli prediletti, i titolari di attività commerciali più o meno grandi e per lo più donne. A Oderzo avevano fatto esplodere la cassa continua di un supermercato per poi darsi alla fuga. 2 anni di lunghe indagini per portare all'arresto di 2 persone e alla denuncia di altre 2. Un modus operandi reiterato e spregiudicato, quello del gruppo criminale che tra il 2022 e il 2023 aveva terrorizzato le province di Venezia e Treviso. I 4 uomini, tutti tra i 30 e i 50 anni, non esitavano a sferrare pugni e fendenti con oggetti contundenti alle vittime che tentavano di opporre resistenza. In un'occasione era stata utilizzata anche la punta di un trapano, mentre in un'altra erano arrivati ad investire con l'auto una delle loro vittime per assicurarsi la fuga e dunque la refurtiva. Nessuno scrupolo nemmeno quando la sera del 16 gennaio 2023 a Torre di Mosto, nel Veneziano, avevano rubato l'incasso della giornata al responsabile di un supermercato, ottenuto dopo un violento pestaggio a colpi di bastone e di un oggetto simile ad una pistola. I 4, un 37enne, un 31enne di etnia Sinti, un 55enne e un 51enne, sono dunque ritenuti responsabili a vario titolo di rapina e furto aggravato in concorso e lesioni personali aggravate. Per loro 2 arresti e 2 denunce. Ora i 2 trentenni si trovano nel carcere di Bolzano e Pordenone. Ladri che non si fermano nemmeno davanti alle chiese, 3 quelle colpite nelle ultime settimane nella Marca trevigiana. 3 chiese a separarle pochi chilometri di distanza, la parrocchia dell'Annunciazione del Signore di Col San Martino, quella di Santo Stefano Promartire a Fara di Soligo e della Natività della Beata Vergine Maria a Miane. È qui che sono entrati in azione i ladri tra il 15 novembre e il 4 dicembre, sempre di pomeriggio. Il primo colpo in via Canonica, dalla chiesa i malviventi hanno sportato 4 cassette dove i fedeli lasciano le offerte per chi è in difficoltà. 4 giorni più tardi, 3 le urne portate via dalla chiesa di Fara di Soligo, l'ultimo furto in ordine di tempo a Miane nella parrocchia che si trova di fianco al municipio. Qui il ladro sarebbe entrato in azione al termine di un funerale. Mentre il corteo funebre si spostava verso il cimitero, l'uomo sarebbe entrato in chiesa e dopo aver forzato la porta della sacrestia è scappato con una cassetta delle offerte. Complessivamente l'ammontare dei furti si aggira intorno ai 7.000 euro. Immediatamente sono scattate le indagini dei carabinieri di Col San Martino che, grazie alle testimonianze raccolte e alle immagini delle telecamere di videosorveglianza, sono riusciti a risalire ai presunti responsabili. Si tratta di un 20enne rumeno e un 24enne marocchino, già noti alle forze dell'ordine, denunciati in stato di libertà per furto aggravato in concorso. In un periodo storico dove sono quotidiani i furti in abitazioni ed esercizi commerciali, quelli ai danni dei luoghi di culto fanno ancora più male. Plena vergogna, insomma, sì. Non saprei cosa dirti, perché ho sentito anche non solo qua ma anche al Ponte della Prigola avevo sentito che... Sempre nelle chiese? Sì, non si vive bene. Non ci sono parole, sono cose, fatti gravissimi che bisognerebbe fare qualcosa di più significativo, telecamere, adesso non so, ma non si può continuare così. Ormai ce ne sono dappertutto. Operazione alto impatto della Polizia di Stato con sequestri e arresti in tutta Italia, nel mirino degli agenti anche la città di Vicenza.
Blitz della Polizia di Stato a Vicenza. Un uomo è stato arrestato in flagranza di reato per possesso ai fini di spaccio di droghe e un altro soggetto è indagato in stato di libertà per lo stesso reato. Nel corso dei controlli sono stati inoltre sequestrati cocaina, cannabinoidi ed eroina, mentre 3 persone hanno ricevuto sanzioni amministrative per uso di stupefacenti. L'intervento rientra nella vasta operazione nazionale alto impatto coordinata dal Servizio Centrale Operativo con l'impiego delle squadre mobili presenti su tutto il territorio italiano. Obiettivo della maxi operazione il contrasto dello spaccio, anche attraverso i cosiddetti cannabis shop e dei reati collegati alla criminalità diffusa, tra cui regolamenti di conti, reati contro il patrimonio, porto illegale di armi e episodi di violenza. Nel corso dell'operazione nazionale le forze dell'ordine hanno identificato oltre 95.000 persone, arrestato oltre 380 soggetti e indagato in stato di libertà altri 655 individui, tra cui stranieri e minorenni, soprattutto in aree note per lo spaccio e la cosiddetta mala movida. Sono stati sequestrati 35 kg di cocaina, oltre 1.300 kg di cannabinoidi, 1 kg di eroina, 41 armi da fuoco, 80 armi bianche e più di 300.000 euro in contanti ritenuti provento dello spaccio. Inoltre sono state elevate più di 500 sanzioni amministrative per uso di droga e somministrazione illecita di alcolici. Un anno di carcere convertito a 730 ore di lavori di pubblica utilità nei prossimi 3 anni è quanto dovrà scontare il 25enne che lo scorso anno è stato denunciato dall'ex fidanzata per aver ucciso a bastonati il suo gatto Green. Presterà servizio in una struttura dedicata all'assistenza sociale a Padova. A denunciare quanto accaduto era stata proprio la proprietaria 23enne del gatto e la storia aveva suscitato indignazione nella comunità di Chioggia, ma aveva fatto anche attivare le associazioni animaliste che si erano costituite contro il responsabile della violenza. Operazione della Guardia di Finanza di Cittadella che ha sequestrato oltre 1 tonnellata di articoli pirotecnici potenzialmente pericolosi in 2 magazzini di Piombino Dese e Campo San Piero. Bengala, fuochi d'artificio, stelline, 375.000 pezzi di articoli pirotecnici, 1,3 tonnellate di peso, tutti stoccati in modo pericoloso. È quello che hanno scoperto i militari della Guardia di Finanza della Compagnia di Cittadella in 2 empori gestiti da cittadini cinesi, uno a Piombino Dese e l'altro a Campo San Piero. Articoli regolari dal punto di vista della fabbricazione, ma conservati in magazzini adiacenti ai negozi senza il rispetto delle regole stringenti dettate dal Ministero dell'Interno sulla detenzione di materiale esplodente. La nostra attività ispettiva si è concentrata in modo particolare nel verificare che tutte queste norme di sicurezza venissero rispettate. In tal caso sono stati trovati tali materiali accatastati in maniera non conforme, tale da rendere pericoloso il prodotto in sé. Quasi 400.000 euro il valore della merce sequestrata. I 2 titolari degli empori sono stati denunciati per fabbricazione e detenzione di materiale esplodente, ma anche per il mancato rispetto delle regole di sicurezza sui luoghi di lavoro, per la presenza di un estintore coperto dagli articoli e reso di fatto inservibile. Dalla Guardia di Finanza l'invito alla prudenza nell'acquisto di questi articoli in vista del Capodanno. Invitiamo il consumatore a guardare sempre in maniera attenta le confezioni, gli imballaggi di tali prodotti, che queste non vengano, che siano sempre integre, che non vengano venduti pezzi singoli che potrebbero in tal caso lasciare spazio al dubbio che tali materiali possano essere stati in qualche modo manomessi o comunque custoditi in una fase precedente in maniera non sicura. Boom di malati di influenza tra novembre e dicembre, anche se il picco è atteso per fine anno, in difficoltà anche le attività produttive. Sia per noi che per altre officine abbiamo notato questo, che questa influenza è stata particolarmente contagiosa e quindi anche chi lavorava
all'esterno, si è ammalato e quindi ci ha messo in difficoltà perché già il personale è poco da recuperare, è un problema abbastanza importante per tutti gli artigiani avere il personale dipendente. In più ammalato, ecco, ci ha veramente messo in difficoltà questa stagione invernale. Ma inverno tanto malandato dai tempi del Covid. Tra i 50.000 padovani colpiti dall'influenza, anche gli addetti di attività produttive in piccole realtà come quelle degli autoriparatori artigiani, la difficoltà si è sentita di più. Nella sua officina Giorgia Fortuni ha avuto malati meccanici, anche impiegate, e come lei i suoi colleghi nel periodo di superlavoro del cambio gomme invernali. È stata dura perché abbiamo dovuto riorganizzare i turni di lavoro e ovviamente fare più straordinari tutti. Siamo arrivati a fine stagione stanchi perché effettivamente coprire i colleghi che erano ammalati ha un po' messo tutte le officine in difficoltà. 100.000 casi in più in Italia da una settimana all'altra, secondo i dati registrati dall'Istituto Superiore di Sanità. Picco dell'influenza entro fine anno, conferma l'ULSS 6 Euganea. Se in Italia abbiamo ormai quasi raggiunto i 5 milioni di casi, possiamo stimarne 400.000 per il Veneto e certamente oltre 50.000 casi dall'inizio della stagione per la provincia di Padova. Il numero elevato di casi ovviamente aumenta anche il numero dei ricoveri e i casi gravi di influenza. Abbiamo superato il trentina di casi nella provincia di Padova, nei 4 ospedali dell'ULSS 6 e quindi la nostra raccomandazione è sempre quella di tenersi coperti nella vaccinazione, ma anche ridurre i contatti sociali, soprattutto se si è raffreddati oppure con sintomatologia respiratoria. Vaccinati nel Padovano un bambino su 4 sotto i 6 anni, un cittadino su 2 tra gli over 65. Momento di grande emozione nella Basilica di San Marco per il concerto di Natale della Cappella Marciana. Il patriarca è tornato a chiedere la liberazione del cooperante Alberto Trentini. Mentre anche il Consiglio Comunale di Venezia ha approvato all'unanimità una mozione per chiedere la liberazione di Alberto Trentini, anche il Patriarca di Venezia, Monsignor Francesco Moraglia, come aveva già fatto in tutte le altre occasioni più importanti in cui il Patriarca si è rivolto ufficialmente alla città, dalla Basilica Cattedrale di San Marco, Monsignor Francesco Moraglia è tornato in occasione del tradizionale concerto di Natale per la terza volta in pochi mesi e per la seconda in poco meno di un mese dopo la salute a pronunciare il nome di Alberto Trentini e a lanciare un appello accorato teso a smuovere le coscienze e arrivare al più presto alla liberazione del nostro connazionale, il 46enne veneziano. Con un ricordo speciale e affettuoso per Alberto Trentini, per la sua famiglia, auguro un buon Natale a tutti, anche ai non credenti. L'occasione per tornare a parlare di Alberto, ingiustamente in carcere in Venezuela da oltre un anno, è stato il tradizionale concerto promosso dalla Procuradoria di San Marco, in cui il maestro Marco Gemmani ha diretto la Cappella Marciana, che ha spaziato attraverso un ricco e ricercato programma musicale dedicato a Natale Monferrato, Vespro di Natale, la ricostruzione di un Vespro di Natale a San Marco nel 1675, un'atmosfera emozionante tra mosaici e cupole dorate della Basilica Cattedrale. Una grande emozione per tutti noi, perché la tradizione è preziosa e molto sentita dalla comunità veneziana, perché qui si riunisce tutta la città simbolicamente, anche se la capienza limitata ci impedisce di invitare tutti come vorremmo fare, però giunge in un momento molto sereno in cui abbiamo fatto molte cose e siamo contenti che la conclusione sia una cerimonia religiosa e anche culturale. Noi consideriamo l'anno estremamente positivo sotto tutti i punti di vista. I grandi appuntamenti sono stati tutti onorati dalla Mostra del Cinema, dall'architettura, matrimoni di rilievo internazionale, così come le grandi manifestazioni che hanno interessato il nostro territorio. Allarme sulla neve artificiale per le Olimpiadi Milano-Cortina 2026. Organizzatori e federazioni sportive lanciano appelli urgenti per accelerare i lavori, mentre il cambiamento climatico riduce drasticamente la neve naturale sulle Alpi. La Federazione Internazionale Sci ha espresso forte preoccupazione per i ritardi inspiegabili negli impianti di innevamento artificiale, in particolare a Livigno. La preoccupazione è comunque generale. Da Cortina parla Michele Di Gallo, direttore di Fondazione Cortina, che comunque si dice fiducioso.
Le alte temperature non consentono di attivare gli impianti di innevamento programmato. Siamo comunque sereni, forse già i prossimi giorni dalle previsioni meteorologiche si potranno accendere i cannoni. Sulla pista Olimpia delle Tofane aggiunge già si scia. Più in generale ad oggi le piste aperte nel comprensorio Dolomiti Superski superano di poco la metà. Tra le località sciistiche va bene Falcade con 21 impianti aperti su 23, mentre va peggio ad Auronzo, in Comelico e a Cortina, dove le piste aperte sono appena 40 sulle 120 totali. Preoccupazione che si riverbera inevitabilmente anche tra gli albergatori. Noi siamo in chiusura, è la nostra ultima notizia. Io vi ringrazio per averci seguito, vi lascio alla sigla e alle previsioni del tempo. Grazie ancora, buona serata, buon sabato sera.